È terminata con il risultato di 5-4 la sfida tra Altofonte e Palermo Futsal Club, uno scontro diretto per le posizioni più alte, una sconfitta. Siamo qui con Gabriele Gennaro. Per te un gol, che partita è stata? Intanto buonasera a tutti, è stata una partita molto maschia, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, in un campo così difficile come l'Altofonte. Bravi loro che hanno saputo gestire meglio le occasioni, grande rammarico, però ormai testa la prossima partita. C'è tanto rammarico, adesso cosa serve per compattare quanto più possibile il gruppo dopo una sconfitta, per pensare già alla prossima partita? No, una sconfitta non cambia niente all'interno del nostro gruppo, potevamo fare meglio, ma già siamo con la testa alla prossima partita per portare avanti sempre il nostro obiettivo. Hai fatto un gol, hai preso un palo dopo una grande giocata, poi alla fine hai avuto anche un tiro libero parato da Misuraka. Cosa pensi della tua prestazione individualmente? Poi cosa diresti al portiere? Perché veramente Misuraka ha fatto i miracoli quest'oggi. Vabbè, Misuraka non devo farlo conoscere io, è un portiere di categorie superiori. È stata una bella prestazione la mia, però se non si portano a casa i 3 punti rimane tale. Adesso invece guardiamo la prossima partita contro il Favignana, una partita importante, si ritorna di fatti al Tocia. Come la preparerete e cosa ti aspetti da questa partita? La proveremo come ogni settimana, dando sempre il massimo sia nell'allenamento che nella partita.